Dobbiamo credere di più nei nostri territori, nelle nostre potenzialità, perché molti quintini ancora non conoscono appieno, per esempio l'Oasi Cervara, che è un contesto meraviglioso dove quando uno entra si rilassa e pensa solo alla natura. La natura e l'arte. Il comune di Quinto si apre sempre più al turismo, quello che viene da lontano, visto che l'aeroporto è a due passi e collega direttamente la Marca a 44 paesi stranieri, e anche quello locale, sempre più portato ad andare a conoscere da vicino le realtà di un territorio ricco di tesori spesso poco pubblicizzati. Le attrattive non mancano sia dal lato delle bellezze che abbiamo culturali, ma anche quelle naturalistiche che magari molti conoscono. Volevamo approfondire questo lato del nostro territorio, portando a conoscenza il più possibile l'arte che c'è a Quinto con la Palla del Lotto nella chiesa di Santa Cristina, o per esempio tutto quello che riguarda i ciardi. La dinastia di pittori che qui ha lasciato tracce indelebili, il patrimonio artistico e quello naturale dunque che attirano anche molti cicloturisti. Il nostro territorio è attraversato appunto dalla Treviso Stiglia e a breve avremo anche il compimento della Greenway che da Treviso porta appunto a Quinto, e quindi ci sarà anche quel percorso a disposizione di tutti quegli utenti che hanno la bicicletta come sport, ma anche come proprio una filosofia di salute.